Ci troviamo nella sala museo Dalla Zorza, sala museo che è l'onore della Scuola d'Arte Carmine di Venezia, che ricorda il nostro professore Dalla Zorza, noto pittore, noto grafico, che è stato maestro insegnante di tanti grafici della scuola. L'associazione Ex Allievi si prefigge da 5 anni un obiettivo considerevolmente piacevole di raccogliere in una collettiva che si vede installata con varietà tecnica e soprattutto tematica, di raccogliere appunto tanti di noi che magari nel tempo si sono persi di vista, per dimostrare quelle che sono state le loro creazioni, le loro opere e soprattutto i loro successi. L'obiettivo di questa collettiva è di raccogliere, di mettere assieme celebrità stimate di artisti con altri, soprattutto giovani, che hanno la possibilità di inserirsi in questo ambiente molto particolare dell'arte e in particolar modo anche nel mercato artistico, di dare un impulso creativo, quindi anche uno scambio di idee. La particolarità poi di questa collettiva si evince proprio per la interdisciplinarietà, quindi non solo pittura, ma grafica, scultura, ceramica, design, fotografia. E il pregio nostro è anche di far conoscere personalità celebrate anche nell'ambito della grafica e della pittura a livello internazionale, come il caro amico Guerino Boato, che ha rappresentato in questo caso e in questa sede queste illustrazioni iperrealiste, fra l'altro uno dei più grandi a livello internazionale di aerografia. Alessandro Battistin ha rappresentato questo bel cavallo rampante, una tecnica originalissima, fondendo il cemento, la colla e la ceramica ad ossa animali, mentre la ballerina, anzi la nuotatrice sta per tuffare, è di uno dei più maturi, diciamo, insegnanti e ex allievi della scuola d'arte, il nostro Umberto Volante risiede a Merano, con un'età ragguardevole, quasi novantenne, che non manca mai alle nostre edizioni della collettiva. Ebbene, Francesco ci stupisce non solo come grafico, ma anche come pittore. Ci avviciniamo adesso nella parete che raccoglie le opere pittoriche, sempre degli ex allievi presenti in questa collettiva, e Francesco ci intratterrà, ci farà una dissertazione sulle sue opere pittoriche. Qui l'immagine di Venezia è ovviamente, oltre che nel cuore, anche nei nostri occhi. Qual è la fonte ispiratrice di queste 2 opere pittoriche, Francesco? Beh, qui è ovviamente la mia città, però qui diciamo che è la laguna, un po' la solitudine delle gondole che stanno attaccate alle nostre paine, e per cui un po' di solitudine, però sempre nella gioia, perché i colori sono molto vivaci, per cui secondo me sono abbastanza ravviva anche la tristezza delle nebbie, della laguna. Mentre scusa Francesco, la tecnica? La tecnica è tempera a spruzzo, tempera spruzzata con anche sabbie ovviamente spruzzate, però sabbie terre di colore colorate. Ecco, l'opera invece in basso? Invece qui ho voluto far vedere la Venezia proprio scrostata, cioè la vera Venezia abbandonata anche magari dai cittadini, oppure perché ci sono l'acqua e le alghe, i muri scrostati, un po' la Venezia che decade, quella un po' più quella dei veneziani, quella che i turisti non conoscono sempre. Sì, che è anche quella più vicina a noi, che ci fa qualche volta rammaricare. Ecco, Francesco, se hai qualche ricordo particolare del tuo percorso, della tua esperienza qui nella scuola d'arte, qualcosa che ti ricordi? Sì, io devo dire che
sono molto contento di aver partecipato a questa mostra collettiva con gli ex allievi, perché qui ho fatto l'istituto d'arte per 3 anni, poi ho fatto 3+2, per cui ho dei ricordi molto belli in questa scuola qua, anche di professori che mi stanno ancora nel cuore, come per esempio per la grafica Roberto Di Venere, che ho fatto con lui un po', che mi ha insegnato anche un po' la grafica, e dopo con l'Accademia con anche Guadagnino, che mi ha fatto insomma anche lui accedere a questa possibilità. Altra proposta è testimonianza giovanile, che è l'obiettivo massimo per noi, diciamo, più maturi ex allievi, è quello di portare alla ribalta giovani promesse, nuove leve, come in questo caso l'amico Mirko Ceregato. Anche lui fa una professione particolare, ma legata molto a Venezia e all'arte, guardiasala al Museo Correr. Ecco, l'installazione, chiamiamola pure installazione, di questi pannelli è tutta particolare. Intanto il riferimento molto familiare e affettivo di una mamma sarta che fornisce e ispira molto creativamente anche il materiale. Quindi spilli da baglia, filo per cucire e altre amenità tecniche, perché in questo caso il pannello, apparentemente coperto da fili, nasconde delle immagini sotto da scoprire. Sempre dal nostro Alessandro Novellino, quest'opera stravagante al massimo. La riedizione, il recupero di uno scarpone puntellato da questi oggetti. Io l'avevo identificato paradossalmente come divisionismo oggettivo, cioè vale a dire elementi molto microscopici di colore che si integrano in una forma nota di uno scarpone che fra l'altro sappiamo che era suo, quindi il ragazzo è molto alto, quindi lo scarpone, la misura è alquanto pronunciata. Ecco, la sua ricerca, mi diceva, è alquanto particolare, va d'estate anche in spiaggia a raccogliere tutto quello che magari viene regalato dal mare. Questa scultura in legno è un'opera del nostro Giacinto Fantin, ex insegnante oltre che ex allievo. Il titolo è tutto un programma da scoprire. Amanti, infatti, rileggendo e girando a 360 gradi, si interpretano queste forme che fanno un unicum, questa stele, questo totem particolarmente suggestivo. Ecco, in questo settore della mostra abbiamo un gioiellino della nostra tradizione, che era il laboratorio di tessitura. Il laboratorio di tessitura è ancora adesso attivo ed è una peculiarità da tenere ben ferma, fissa e proteggerla, perché nell'ordine della nuova riforma per la scuola d'arte, che è diventata un nuovo liceo artistico, sono quelle caratteristiche che hanno sempre differenziato la scuola d'arte dagli altri percorsi, soprattutto a Venezia, dagli altri percorsi didattici. La Laura ha frequentato qualche giorno fa, per non dire qualche annetto, simpaticamente appunto questo laboratorio. Un ricordo, Laura, di quei magnifici anni? Beh, c'era la professoressa Casaril e poi c'era anche la Rosanna Pavan, e lavoravamo tanto con i telai, c'era veramente un lavoro costante. Questa immagine magica di Venezia raccoglie non solo emotivamente questa ormai caratteristica non da cartolina, proprio legata anche al rapporto che aveva l'autrice, la nostra cara Lorella Fabro, con la sua città. Ringraziamo il professor Edgardo Rossini, che anche quest'anno ha organizzato la quinta collettiva di Natale qua all'Istituto Statale d'Arte. Se io come curatore dello spazio espositivo non ho altro che ringraziare gli artisti partecipanti e cogliere l'occasione per chiamare tutti gli ex allievi dell'Istituto d'Arte a raccogliersi qui con noi nell'associazione.